Caricare il codice .ino all'interno di Arduino. Ok. Preparare l'elastico esplosivo con due accenitori elettrici in parallelo in il match tape. Ci piace. Il fatto che mi è arrivato appena una goccia addosso un po' meno. Allora, anche qua come lo scotch. I due accenditori mettiamo qui. Ok. No, si tolgono. Ma io simulo anche un lancio alle paracadute. Inserire il paracadute tra elastico di lancio e quello esplosivo. Ok. Iniziamo fase rossa, Luca aggiorna il ticker della diretta, iniziamo fase rossa. Collegare il pallone alla corda di sicurezza legata alla bombola. Allora, qui l'idea è che il pallone non scappi. Sì, sono lì. Si sta andando dal bambino mentre gonfia il palloncino. Ok, pallone steso. Ommi, secondo te quanto c'hai di gonfiaggio del pallone? Ah. Qua lo doveva mettere il gazebo, nulla. Già, prossime volte. Ok, Luca, iniziamo il gonfiaggio del pallone. Wow, quelle sono pericolose per il pallone. Ok, ce l'abbiamo. Michel, poggia la roba lì, a te l'onore. Di qua dentro, in mano? Tieni in mano. Tieni in mano da quello grigio. Da quello grigio. Ok, l'unica roba è che la parte morbida, questa, non devi andare a toccare la punta delle fascette. Il pallone dalla rotatore tipo pallone. Una parola adesso. Infatti stavo pensando proprio a quello, però non ti vero. No, qua no. Questa mi preoccupa a me. Ok, quella poi mollata. Ci metto direttamente un pezzo di biadesivo perché è morbido davanti. Ce ne metto anche una seconda già che ce l'ho, tanto non pesano queste. Patatino, ho paura di farti del male. Ok, allora adesso sono a pallone e basta. Tira, più forte che puoi. Ok. No. Ok. Deve essere collegato a Euro. Sì? Chiudere Euro rimuovendo gli appositi blocchi. Devo far alzare la sonda. Allora. E poi abbiamo temperatura 26. Dov'è la umidità? 86. Buongiorno a tutti, benvenuti qui a Canegra. Siamo nell'azienda Canal dei Cuori. Approfitto subito per ringraziare Diego per l'ospitalità, Diego è lì per l'ospitalità, Federico. Allora, oggi siamo qui per lanciare un pallone stratosferico per fare delle analisi di tipo meteorologico e lanceremo quella scatola bianca che vedete lì. Tutti i palloni stratosferici sono fatti di polistirolo e quelli amatoriali come il nostro sono tutti fatti con quelle scatole lì. È leggero, pesa poco
costa poco. All'interno della scatola ci sono due moduli che sono indipendenti tra di loro, che sono il modulo di navigazione, che è un'elettronica costruita da noi, programmata un po' sempre da noi della TS e un po' da Meteo in Veneto, e praticamente servirà per far esplodere il pallone alla quota che abbiamo previsto di arrivare, che nel nostro caso è di 3300 metri. Era previsto un volo fino a 4 km, ma per questo vento abbiamo dovuto abbassare la quota, e la quota che noi dobbiamo coprire lato scientifico è circa 3200 metri. L'accendo, vi faccio sentire quello che si sente. Eccola qua. Questo è quello che lei trasmette, e in questo pacchetto ci sono tutti i dati che vi ho detto prima e anche di più, perché trasmette anche gli errori, trasmette anche tutte le varie velocità orizzontale e verticale e mille altre cose che noi neanche utilizzeremo perché è una sonda molto completa. All'interno ce ne sarà uno uguale, ovviamente non avrà un altro involucro di polistirolo perché c'è già quello esterno, fatta da un modulo di temperatura. All'interno c'è un barometro, quindi legge la pressione, un igrometro, quindi legge l'umidità, e poi c'è un GPS molto preciso che ovviamente ci aiuterà a recuperare la sonda. Trasmette una volta al secondo e sotto vediamo i dati mano a mano che arrivano, che si compilano e si aggiornano. Siete pronti? Andiamo per conto alla rovescia? Sì. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Addio! Allora, No, è forato. il pallone è forato? Il pallone è forato da lì? Ah beh, qua si è forato a terra. Pallone ok. Mi manca da capire. Va bene, ok, è qui giustamente. Vabbè. Questo era tutto sommato a posto. Ok, va bene. Ci ragioniamo un attimo. E ok. Salvataggio di Birillo che è sopravvissuto e del relativo braccialetto. Eccoci qui. Eccolo. Braccialetto.
Missione sonda in Veneto 1, eccola qui, e relativo birillo, eccolo qua, ce l'abbiamo.